Qual è il messaggio che si intende lasciare dall'incontro di oggi? Il messaggio di oggi è che siamo tutti una comunità, è il messaggio che siamo degli esseri umani che devono vivere insieme, perché comunque stare insieme in questo paese ci obbliga anche, fra gli obblighi della convivenza, anche di dialogare, di stare insieme, di scambi di cultura, scambi cibo e anche dialogare su argomenti importanti sia nel versante cristiano sia in quello musulmano. Quali sono i punti di contatto tra i cristiani e i musulmani? Cioè, in che modo possono dialogare? La cosa molto più importante è le amicizie, perché tutto nasce dal basso. Se vogliamo dialogare, dobbiamo dialogare veramente dai punti di incontro. Che cosa rappresenta per te questo incontro, questa giornata? Sicuramente penso un momento per conoscersi, per appunto conoscere l'approccio che altri ragazzi hanno verso la religione, una religione diversa, e soprattutto conoscere la fede degli altri ragazzi, ecco. Qual è secondo te un punto di forza che vi accomuna e vi avvicina più di tutto? Penso proprio il mettersi in gioco, cioè l'aver voglia di approfondire la conoscenza e poi anche avere uno spirito, diciamo, una domanda su Dio, ecco. Io sono nata in Egitto nel 96. Poi mi sono trasferita quando avevo solamente 2 anni, forse anche di meno. Siamo arrivati qua in Italia perché mio padre lavora già da prima. Mio padre è qua da tipo 30 anni, se non di più. Ha sposato mia madre e dato che mio padre non riesce a vivere senza famiglia, io non posso fare come gli altri che lasciano la famiglia, poi vengo giù ogni 6 mesi, quindi vi porto tutti con me. Poi dopo, tipo, quando sono arrivata in terza media, hanno capito che ormai la nostra vita è qua. Ti senti più italiana o più egiziana? Cioè, è una domanda che chiedono un sacco. Io sinceramente mi ritengo italiana e quando vado in Egitto non mi sento del posto, appunto perché i modi di fare, interagire con le persone è molto 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 diverso. Cosa significa per te integrazione? Integrazione, secondo me, non dovrebbe esistere la parola perché siamo una comunità intera, quindi viviamo qua, quindi secondo me integrazione non dovrebbe esistere.